Siamo ormai nell'imminenza dell'ottava corsa, il premio Via Zamboni, una reclamare per cavalli di 4 anni. I cavalli stanno per andare dietro la macchina con una puntualità direi svizzera. Sono 17:25 in punto, si accendono le luci. 12 cavalli al via, la distanza è quella dei 2000 metri. 1 Zeltendasa, 2 Zack Wild, 3 Zarien Glory, 4 Zeus Mark, 5 Zeburisaya TRGF, 6 Zico e K. In seconda fila 7 Zombro Norfro, 8 Zarafoto Jov, 9 Zitrunas, 10 Zagreb Trio, 11 Zarina CR e 12 Zori. Buono lo schieramento, tutti ordinati. Zori sembra rinunciare alla partenza al pari di Zico e K. Stacco della macchina, veloci. Zeltendasa, Zack Wild, poi Zarien Glory con Carmine Piscuoglio. Al largo anche Zeus Mark. Alla fine Zarien Glory che prende vantaggio col giovane Piscuoglio. All'esterno è Zeus Mark che attacca. Vengono fuori i primi 200 metri molto svelti in 14,4. L'errore numero di 3 Zarien Glory squalificato. E quindi è Zeus Mark con Gianvito D'Ambroso che sfonda davanti al 2 di Zack Wild. Viene fuori 28,7, ma probabilmente il sensore è stato preso sulla rottura di Zarien Glory. Comunque veloce il primo quarto con Zeus Mark, ora in vantaggio con una decina di metri. 45,4 i primi 600 metri. Zack Wild si avvicina con Antonio Greppi, mentre terza la corda Zeltendasa. Ora rallentato il ritmo, Gianvito D'Ambroso arriva al giro in 1,16, 16,2 la retta di là. Vediamo avanzare al largo anche Salvatore Valentino con Zitrunas in terza pariglia, ma al largo scoperto è l'11 di Zarina GR che si avvicina. Intanto il primo chilometro va via in 1,17,8, quindi al comando Zeus Mark apparigliato da Zarina CR, poi l'altra pariglia formata da Zack Wild e Zeburisaya TRGF a precedere Zitrunas che a sua volta affianca Zeltendasa. Quarto lungo la corda Zagreb Trio, 15,3 qui davanti alle tribune, è sempre in vantaggio il figlio di Irresistibile, con in schiena Zack Wild, Zarina CR di fuori scoperta, che si trascina l'allievo di Francesco Virzizze, Burisai e TRGF, ancora un 15,5 lungo la curva, sempre Zeus Mark in controllo su Zarina CR che ora accentua la sua pressione. Poi vediamo Zack Wild lì secondo la corda, ora Roberto Vecchione fa sul serio, attacca ma Zeus Mark risponde, mette un'incollatura davanti, ma ora c'è la curva, prova anche Zitrunas in terza ruota, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Zarina CR che sembra sul punto di prevalere. Zarina CR fonte in vantaggio, la retta d'arrivo numero 10 poi Zagreb Trio squalificato. Zack Wild che si butta di dentro, al largo di tutti Zitrunas, ma Zarina CR viene a vincere davanti a Zeburisaya TRGF, al terzo Zack Wild, al quarto Zitrunas. Mancava Roberto Vecchione alla lista dei vincitori di oggi e ha colto la vittoria con questa settima corsa con Zarina CR che ha chiuso anche da favorita. La figlia di Varene, Pretty Woman CR per la scuderia Brianza, il tenente che è quello di Holger Ehlert, e Roberto Vecchione viene a vincere con un ottimo percorso esterno e vince nettamente, come vediamo passa sul palo. Per il secondo posto un discreto Zeburisaya TRGF batte Zack Wild, mentre buono anche Zitrunas a centropista, mentre per il quinto è ancora Zeus Mark. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per giovedì prossimo.